Buongiorno e buona Pasqua dal TG1, una festività che quest'anno cade nel 53esimo giorno della guerra in Ucraina, con i bombardamenti russi che non si fermano, e il dramma del conflitto è stato al centro delle parole di Papa Francesco durante le celebrazioni e i riti della Settimana Santa, fino alla messa e alla benedizione Urbi et Orbi di questa mattina. La pace è possibile, la pace è doverosa ed è una primaria responsabilità di tutti, è stato il grido del pontefice. Chi governa non mostri i muscoli, ha aggiunto, ma ascolti il grido di pace che viene dalla gente. Ma andiamo subito in diretta a Piazza San Pietro, dove c'è Ignazio Ingrao. Ignazio. Anche i nostri sguardi sono increduli in questa Pasqua di guerra. Abbiamo visto troppo sangue, troppa violenza, ha detto Papa Francesco di fronte a 100.000 fedeli per la benedizione Urbi et Orbi e il suo messaggio pasquale. Abbiamo alle spalle, ha detto Bergoglio, 2 anni di pandemia. Speravamo di poter uscire da questo tunnel mano nella mano e invece stiamo dimostrando che in noi c'è ancora lo spirito di Caino. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini che fuggono dalla guerra, ha detto il Papa. Ha ricordato l'Ucraina, naturalmente, ma anche le altre zone di guerra, Gerusalemme, la Terra Santa, ha auspicato che si trovi la pace in Medio Oriente, la Libia, il Myanmar, l'Afghanistan. Ma vediamo il servizio e poi linea allo studio. Sia pace per la martoriata Ucraina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Si scelga la pace, chiede Papa Francesco, in questa Pasqua di guerra. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza. Lasciamo entrare la pace nelle nostre case, nei nostri paesi, dice il Papa. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Ai governanti Bergoglio chiede di ascoltare il grido di pace della gente e il dolore delle vittime della violenza e dell'odio. A questo grido Francesco unisce anche il suo. Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, le vite spezzate e le città rase al suolo. Ma nel dolore della guerra emergono segni di speranza, dice Francesco, come le porte aperte di tante famiglie e comunità che in tutta Europa accolgono migranti e rifugiati. Non arrendiamoci al male, è il messaggio di Pasqua del Papa. La pace è responsabilità di tutti. E andiamo ora proprio in Ucraina, dove continuano i bombardamenti, sirene all'alba in quasi tutte le regioni del paese. Sotto attacco ancora una volta la prima periferia di Kiev. In diretta c'è l'inviato della RAI, Ilario Piagnerelli. Ilario.